1, 2, 3. Prova. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il professor Giovanni Lelio non ha bisogno di presentazioni, né in Sardegna né anche fuori. Archeologo, storico, politico, giornalista, grande divulgatore della cultura sarda, della cultura mediterranea. Ha scritto moltissimo, opere scientifiche ma anche opere di divulgazione, che sono state accolte sempre con grande favore anche dai più giovani. Io ricordo molte conferenze fatte ai giovani dal professor Lelio, con i giovani che uscivano da quelle conferenze come se avessero scoperto una Sardegna nuova, antica ma nuova. Bisogna attivare l'autocoscienza dell'idea sarda, attivare la ragione fondante di appartenere totalmente a questa terra, di essere cittadini a pieno titolo, ad ogni costo di questa nostra patria, che significa uscire dalla riserva in cui siamo chiusi, in cui ci siamo noi stessi racchiusi, riconquistando il mare perduto, e poiché siamo nel tempo della comunicazione mondiale, volare alto, liberi finalmente, navigando nell'etere, ma rimanendo noi stessi. Questa Sardegna per un messaggio di parola, di teatro, di musica, ma anche per proporvi un nuovo modo di comunicare vostro, di giovani, di studenti, con la storia sarda. Questa storia è bella, ma da conoscenti imparo su, non è scritta mai libro su, e non si studiava in scuola. Getta sta roba abbascia sta roba, abbascia sta roba! Firmo lui, pazienza, buona gente, ma io buono su! O sta boca, ma gusta sta cabara? Tu sta andando con sta roba? Abbascia sta roba! Firma sì, ascolta il suo comandante, su risita del Purvai, homminis, abbascia sta roba! Interviene il famoso Francesco Lecci. Firma sì! E a razze brigunci, a razze onori, sardusu, genti de onori, e tant'annai de nostro sutero? Chi ci ho sbogato si strangio per amore libertari? No, sì, per amore de sa roba, lasciai stai rotto, non tocchi snuda, non ti vai snuda dessa merda di si strangio su, chi si dava a Torino con Zaruri, a noi si interessa la libertà, il traballo e autonomia. Vecchio come sono, mi sento commosso, perché questa di stamani con voi, ragazze e ragazzi, picciocchette e picciocchi,
scuolas di Casteto è una grande giornata. Ve la ricorderete voi, che state camminando. Questa festa di Sardi vuole offrire ai sardi un'occasione, un'opportunità di un ritrovo nella gioia. Voi siete una grande speranza, voi siete una grande speranza. Io sono sicuro che voi siete una grande. Castettaglio su, ma compagno su, bastala con su misura e baiocco! E basta su misura e baiocco! Basta con gli spiemontesi! Si sei con me! Alla intenti sta quasi! A molti piemontesi! Rispettano le vesti che portate addosso, in quanto a voi, Monsignor Balbiano, dovrete firmare l'ordine di arresto per voi e per tutti quanti i piemontesi! I giovani devono sapere la storia di tutti i tempi, perché senza la storia non si può essere educati, no? E la storia è un occhio della conoscenza. Chi sa la storia, antica o moderna, ma comunque chi sa la storia, cioè quello che hanno fatto in tempi passati, anche oggi è quello che fanno gli uomini, è cosciente, è un uomo di cultura. E senza cultura e senza conoscenza della storia non si va avanti. La Sardegna non va avanti. Io invito appunto i giovani sempre a studiare la storia. I sardi antichi navigavano lungo tutto il Mediterraneo, no? Oggi i sardi non navigano ancora, quindi io direi a questi ragazzi di navigare, no? Di volare, no? Che significa il futuro e così via, che navighino, perché il mare sia anche nostro e perché il cielo sia anche nostro. Non sia